Buona serata. Perdona, poi dona, potrebbe essere il titolo della riflessione di questa sera. Sembra un gioco di parole, ma in realtà c'è molta parte della riflessione cristiana all'interno di queste due voci verbali. Perdonare e donare. Basta pensare al fatto che il Signore Gesù perdona i nostri peccati, se glielo chiediamo, è il presupposto, e dona la vita eterna, la salvezza. Dunque a chi ha ricevuto il perdono dei peccati crede nel suo messaggio. Ma anche noi dobbiamo perdonare forse qualcuno che è stato nei nostri confronti incisivo in senso negativo. E anche noi dobbiamo donare, e anche quando non abbiamo nessuno da dover perdonare perché non abbiamo subito dei torti, delle violenze psicologiche o nulla, abbiamo il dovere di donare. Donare che cosa? Donare la nostra presenza, donare la nostra sensibilità, donare la nostra voglia di leggere la scrittura e di trovare nella scrittura l'energia. Il libro dei Proverbi è un libro carico di tensioni, come tutti i libri della Bibbia, Vecchio e Nuovo Testamento. Per chi ci segue e non ci conosce, noi della Chiesa Cristiana Evangelica Friulana suggeriamo la lettura del Vecchio e del Nuovo Testamento, dell'Antico Patto e del Nuovo Patto, e in questo ambito, proprio in queste riflessioni del venerdì, affrontiamo il Vecchio Testamento, l'Antico Patto e specificamente il libro interno al Vecchio Testamento dei Proverbi. Il libro dei Proverbi è un libro che è composto di frammenti di pensieri e di saggezze. Il suo autore, Salomone, è un re di Israele, è il figlio di Davide, è un antenato di Gesù Cristo per via dell'essere un cittadino ebraico della tribù di Giuda. Il libro dei Proverbi, dicevo, è un insieme di frammenti di saggezza. Noi oggi nella lettura di Proverbi 28 che faremo, troveremo molti indicatori che ci porteranno anche al di là di questo concetto fondamentale che è il perdono e il dono, ma io ho raccolto nella riflessione preparatoria soprattutto il senso del perdono e del dono. Attraverso la lettura osserveremo che appunto altre osservazioni, altri frammenti di saggezza ci sono, ma vorrei che ci concentrassimo questa sera sul perdono e sul dono. Preghiamo prima di cominciare questa attività di studio. Signore che sei nei cieli, lode a te perché hai perdonato i nostri peccati. Lode a te, Signore, perché ci hai donato la salvezza. Lode a te, Signore, perché ci hai insegnato che dobbiamo perdonare i nostri nemici, coloro che ci fanno dei torti. Lode a te, Signore, perché noi abbiamo imparato che dobbiamo donare la saggezza che viene da te, Signore, attraverso la scrittura, quando possiamo farlo, quando ci è concesso di farlo, quando tu ci permetti di farlo, alle persone che incontriamo. Anche questa sera online potrebbero esserci altre persone oltre il nostro gruppo qui presenti in sala in via Corazza 14 che ci ascolta. Noi, Signore, vogliamo dirti sia benedetto il tuo nome, perché noi che siamo stati perdonati abbiamo ricevuto il dono. Oggi, questa sera proprio, riceviamo ancora ulteriormente il dono della tua parola. Sia benedetto il tuo nome, sia nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ecco dunque il capitolo 28 che si presenta con queste parole. L'empio fugge senza che nessuno lo perseguiti, ma il giusto se ne sta sicuro come un leone. Quando un paese è
pieno di misfatti, sono numerosi i suoi capi, ma con un uomo intelligente e pratico delle cose l'ordine dura. Un povero che opprime i miseri è come una pioggia che devasta e non dà pane. Quelli che abbandonano la legge lodano gli empi, ma quelli che lo osservano fanno loro la guerra. Gli uomini malvagi non comprendono ciò che è giusto, ma quelli che cercano il Signore comprendono ogni cosa. Meglio il povero che cammina nella sua integrità che il perverso che cammina nella doppiezza ed è ricco. Chi osserva la legge è un figlio intelligente, ma il compagno dei golosi fa vergogna a suo padre. Chi accresce i suoi beni con gli interessi e l'usura li accumula per colui che ha pietà dei poveri. Se uno volge altrove gli orecchi per non udire la legge, la sua stessa preghiera è un abominio. Chi spinge i giusti a percorrere una via sbagliata cadrà egli stesso nella fossa che ha scavata. Ma gli uomini integri erediteranno il bene. Il ricco si ritiene saggio, ma il povero che è intelligente lo scruta. Quando i giusti trionfano, la gloria è grande, ma quando gli empi si innalzano, la gente si nasconde. Chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Beato l'uomo che è sempre timoroso, ma chi indurisce il suo cuore cadrà nella sfortuna. Un empio che domina un popolo povero è un leone ruggente, un orso affamato. Il principe senza prudenza fa molte estorsioni, ma chi odia il guadagno disonesto prolunga i suoi giorni. L'uomo su cui pesa un omicidio fuggirà sino alla fossa, nessuno lo fermi. Chi cammina da integro sarà salvato. Ma il perverso che percorre vie tortuose cadrà all'improvviso. Chi lavora la sua terra avrà pane in abbondanza, ma chi va dietro ai fannulloni avrà abbondanza di miseria. L'uomo fedele sarà colmato di benedizioni, ma chi ha fretta di arricchire non rimarrà impunito. Avere dei riguardi personali non è bene. Per un pezzo di pane l'uomo talvolta diventa colpevole. L'uomo invidioso ha fretta di arricchire e non sa che gli piomberà addosso la miseria. L'uomo che corregge sarà alla fine più accetto di chi lusinga con la sua lingua. Chi ruba suo padre a sua madre e dice non è un delitto è compagno del dissipatore. Chi ha l'animo avido fa nascere contese, ma chi confida nel Signore sarà saziato. Chi confida nel proprio cuore è uno stolto, ma chi cammina da saggio scamperà. Chi dona al povero non sarà mai nel bisogno, ma colui che chiude gli occhi sarà coperto di maledizioni. Quando gli empi si innalzano, la gente si nasconde, ma quando periscono si moltiplicano i giusti. Ecco, i molti frammenti di pensiero sapiente che troviamo in questo libro, che non a caso viene chiamato libro sapienziale, ci mette in evidenza, tra le altre cose, la differenza che c'è tra i malvagi e i giusti. Gli uomini malvagi che non comprendono, gli uomini giusti invece che comprendono per la parola di Dio. Io mi concentro comunque sul fatto che la copertura delle colpe non dà risposta. Tutti gli uomini sono colpevoli e chi copre le sue colpe non prosperirà. Il versetto 13. Chi confessa e abbandona otterrà misericordia. Altresì, perché abbiamo parlato di perdono e dono, mi soffermo sul 27. Chi dona al povero non sarà mai del bisogno, ma colui che chiude gli occhi sarà coperto di maledizioni. Ed ecco che tra le pieghe di questa analisi possiamo trasferirci a Matteo 18 tra i versetti 21 e 35, quando accade un fatto particolare che viene
ricordato da Gesù. Un uomo carico di debiti viene di fronte al suo signore che gli è creditore e dopo averlo implorato viene perdonato per i debiti che ha contratto. Ma uscito fuori di strada dimentica il perdono ricevuto e chiede giustizia a altro uomo che gli doveva molto di meno. Vediamo come la parola di Dio racconta questo episodio. Ripeto, siamo nel concetto del perdono e del dono. Il debito perdonato o condonato, per dirlo in modo più linguisticamente appropriato, è il dono fatto che non viene compreso come tale. Matteo 18, dicevo, 21, 35. Vado a leggere per intero il brano. Allora Pietro si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù a lui: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Una moltiplicazione impossibile quasi per il mondo ebraico. Perciò il regno di Dio, dei cieli, scusate, è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. E poiché quello non aveva i mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e tutto quanto aveva e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, gettatosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo: abbi pazienza con me, ti pagherò tutto. E vi ricordo che questa è una cifra assolutamente altissima ed è veramente impagabile. Il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo, uscito, trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari e afferratolo lo strangolava dicendo: paga quello che mi devi. Perciò il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me, ti pagherò. Ma l'altro non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché avesse pagato il debito. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il signore lo chiamò a sé e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo servo come io ho avuto pietà di te? E il suo signore, adirato, lo diede in mano agli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. È abbastanza chiara la parola del Signore. Il perdono è un atto obbligatorio, non è un atto facoltativo e non è soltanto un atto, come abbiamo visto, del Nuovo Testamento, ma c'è anche nel Vecchio Patto questo perdono che emerge appunto dal fatto che bisogna riconoscere le proprie colpe. E chi riconosce le proprie colpe, rilego il versetto 13, chi copre le sue colpe non prosperirà, per il senso del contrario, chi riconosce le sue colpe potrà prosperare. E certamente la parola ha diversi agganci. Io ne ho trovato in questi giorni un altro, ed è il Salmo numero 32, e sono i versetti tra 1 e 6. Cercherò di giustificare poi in che senso questo testo si collega con quello che abbiamo letto dei Proverbi. Dicevo, il Salmo numero 32, i versetti sono tra l'1 e 6. Leggiamo
nella parola che cosa viene detto in questo senso. Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. Il presupposto è riconoscersi come bisognosi della copertura del peccato. Beato l'uomo, ripeto, a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. E oserei aggiungere, e non c'è illusione, perché c'è qualcuno che è illuso di non essere peccatore davanti al Signore. Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me, il mio vigore inaridiva, come per arsura d'estate, davanti a te. Ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità, ho detto, confesserò le mie trasgressioni al Signore, e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio t'invochi, mentre puoi essere trovato. E qualora straripino le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. La promessa, il perdono, il dono della salvezza e la promessa al tempo stesso. Un testo, due testi, perché anche quello di Matteo è in questa direzione orientato, che possono fare la tripla proprio con Deuteronomio al capitolo 15 tra i versetti 7 e 8. Prima però rileggeremo il versetto 27 di Proverbi. Chi dona al povero non sarà mai nel bisogno, ma colui che chiude gli occhi sarà coperto di maledizioni. E andiamo al Deuteronomio, il libro di Mosè. Siamo nei primi 5 libri, siamo nel Pentateuco. Si chiama così il Pentateuco perché ci sono questi 5 libri: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Al capitolo numero 15 i versetti 7 e 8 così recitano: se ci sarà in mezzo a voi, in una delle città del paese che il Signore il tuo Dio ti dà, un fratello bisognoso, non indurirai il tuo cuore, non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso. Anzi, gli aprirai largamente la mano e gli presterai tutto ciò che gli serve per la necessità in cui si trova. E quindi il perdono dei peccati implica anche il dono della salvezza, ma implica anche il dono da parte nostra nei confronti di chi è nel bisogno. E non chiudere gli occhi qualche volta è una operazione anche faticosa, perché noi ci troviamo di fronte a una società che è spesso bisognosa. Quindi la domanda pratica che può emergere, una delle domande che può emergere dalla conversazione di questa sera è: come mi comporterò con tutti i bisognosi che incontro per la strada? Ed è una cosa che ci mette giustamente in crisi, perché noi dalla porta del supermercato a tutti gli ambiti di riferimento che volete ci troviamo di fronte ai bisognosi. C'è qualcuno che è anche molto bisognoso, c'è qualcuno che è comunque coperto dalle strutture sociali, perché in una società come la nostra c'è anche una copertura sociale e quindi c'è qualcuno che non avrebbe bisogno forse di mendicare, ma la parola non ci dice molto in questo senso se non ci induce a usare la solidarietà sempre in qualsiasi occasione. Nel pensiero di fondo che abbiamo fatto questa sera, che noi siamo stati
perdonati. E quindi non dobbiamo soltanto perdonare, ed è obbligatorio, i nostri conservi che hanno peccato contro di noi, perché il perdono che ci concede Gesù dei nostri peccati è molto superiore al perdono che possiamo concedere noi alla persona che ci ha ferito o qualcosa di più o qualcosa di meno. Ma il concetto del perdono ci porta anche a riflettere sul fatto che bisogna donare, e donare significa avere atteggiamenti di solidarietà nei confronti degli altri. Un dono può essere allo stesso tempo un'offerta anche del tuo tempo. Chi offre il suo tempo in solidarietà, c'è qualcuno che lo fa, qui all'interno proprio della nostra comunità, sta donando, sta applicando la legge del perdono che equivale al dono. E quindi la solidarietà che è il dono che può essere tale anche se si pensa al fatto che ci sono delle persone che non sono nel bisogno dal punto di vista sostanziale delle risorse, ma sono nel bisogno dal punto di vista dell'accoglienza, dell'amicizia, della solitudine che possono sviluppare. E in questo senso noi anche possiamo ragionare sulle persone che possono avere bisogno di questo dono di amicizia e di solidarietà, di incontro, di continuità del rapporto. E dunque vedete che Proverbi 28, benché sia un libro veterotestamentario, ci induce ad andare nella direzione cristologica. Proprio è abbastanza opportuno leggere in tutto il Nuovo Testamento una manifestazione del pensiero di Cristo e della figura di Cristo. La figura di Cristo qui è presente quasi in ogni versetto. Là dove c'è la munizione nei confronti dei malvagi, là dove c'è l'incoraggiamento nei confronti dei giusti. Beato l'uomo che è sempre timoroso. E non è scritto beato l'uomo che ha sempre paura di tutto. È scritto beato l'uomo che è sempre timoroso della parola di Dio, che cammina integro nelle sue vie, che lavora la sua terra. Anche questo è un pensiero che implica una riflessione sul perdono e sul dono, perché noi che siamo stati perdonati non possiamo approfittarci del fatto che, siccome siamo stati perdonati, non facciamo più nulla, abbiamo già raggiunto tutto. E quindi qui è scritto chi lavora la sua terra avrà pane in abbondanza. Chi lavora la sua terra. Vuol dire che ognuno di noi si deve mettere a zappare la terra e a fare il contadino? O significa che abbiamo una terra da lavorare? Io mi chiedo qual è la mia terra? Credo di avere visto qual è la mia terra. In parte devo ancora capire molte cose, ma in parte io credo di aver capito qual è la mia terra dove devo distribuire il seme della parola. E qual è la tua terra? Io ti chiedo, ecco, devi fare anche tu qualche cosa oppure puoi dire ormai sono a posto. Ecco, in questo senso la parola di Dio ci sta dicendo che non andiamo mai in pensione, no? Non siamo mai disoccupati, abbiamo sempre qualche cosa a fare. Non ci sta dicendo che dobbiamo andare 20 ore al giorno in giro per le case a mettere i volantini nelle cassette delle lettere, ma ci dice che possiamo trovare anche del tempo per fare questo o d'altro, ma anche lavorando nella quotidianità, quella quotidianità per la quale noi siamo rimborsati dalle persone per le quali lavoriamo, dalle strutture per le quali lavoriamo, siamo pagati per quello, anche in quelle realtà noi possiamo donare. E quindi
il perdono e il dono rimane il filo conduttore del nostro discorso. L'uomo invidioso ha fretta di arricchire, chi ha fretta di arricchire non ha il senso del dono, perché deve arricchire, deve ingrossare i suoi averi, deve ingrandire le sue cantine. Non è un atteggiamento corretto. Così come non è un atteggiamento corretto il rubare, anche quello è un segno di disamore ed è un segno di non avere capito la profondità della parola di Dio, perché abbiamo trovato un altro versetto che ci accompagna, però in modo diverso rispetto al concetto strettamente del perdono e del dono di cui abbiamo parlato, ma ve lo voglio far vedere. Chi ruba a suo padre e a sua madre dice non è un delitto, è il compagno del dissipatore. Non posso rubare i sentimenti, non posso rubare né le risorse né i sentimenti né a mio padre né a mia madre, giustificandomi dicendo non ho bisogno del perdono perché tanto siamo tutti in famiglia. E quando, e qui chiudo, quando si guarda al perdono e al dono bisogna stare sempre molto attenti a quello che facciamo, perché chi confida nel proprio cuore è uno stolto, ma chi cammina da saggio scamperà. Vi ricordate l'opera letteraria, no? Vatti, ti porta al cuore. Il cuore è malvagio, il cuore non indica la strada la indica la parola di Dio. E in questo senso quindi possiamo leggere tutto quello che riguarda il dono, tutto quello che riguarda il perdono e tutto quello che riguarda il cammino. Il nostro percorso sia un percorso dunque di perdono e di dono. Ci soffermiamo qui e poi rimaniamo insieme per altre considerazioni. Signore, lode a te perché ci fai leggere ogni giorno che dobbiamo osservare la legge, essere intelligenti nell'osservazione della legge. La legge è la tua parola. Chi abbandona la legge fa un grande errore nei tuoi confronti, Signore. Ti preghiamo, aiutaci a testimoniare che la tua legge è parola di via, parola di verità e parola di vita. Lode a te, Signore, perché hai creato il cielo, la terra, il mare, tutte le cose che sono in essi. Lode a te, Signore, perché abbiamo potuto comprendere e possiamo comprendere ogni giorno di più. Gloria a te, Signore, per questa crescita che in altre parti della parola, quelle che non abbiamo letto stasera, si chiama santificazione. Lode a te, Signore, perché c'è questo senso della crescita, del cammino, della dinamica. Aiutaci, Signore, a percorrere dinamicamente, con continuità, la strada della crescita. Amen.